simbolo di rinascita, un concerto pensato come inno alla vita da un luogo, simbolo della sofferenza e che ora deve ripartire. Tornano ad esibirsi davanti al pubblico i 100 coristi del Movie Chorus che sabato 11 luglio canteranno in Piazza della Liberazione a Vo per dare valore e rilancio ad un territorio ferito dall'emergenza sanitaria che ha messo in ginocchio l'economia dei Colli Euganei. Il concerto è pieno di sorprese, abbiamo scelto artisti che ci accompagnano e momenti veramente molto forti dal punto di vista emotivo. Sarà un concerto che ci farà riflettere, un concerto che ci farà ridere, un concerto che ci farà piangere. Sarà un concerto pieno di tutte le emozioni che ci animano e per cercare di coinvolgere a mille chi ci guarda e ci ascolta. Le più belle colonne sonore del cinema e dei musical e anche un immancabile tributo al maestro Ennio Morricone scomparso lunedì. Il concerto è stato organizzato dalla provincia di Padova, un'iniziativa che vuole essere non solo un simbolo di rinascita ma anche un grazie all'esercito dei volontari della protezione civile provinciale che sono stati in prima linea durante i mesi dell'emergenza Covid. È stato un periodo molto intenso che ci ha insegnato tanto e anche che ci ha fatto soffrire tanto, un periodo di grande lavoro e sicuramente i volontari della protezione civile sono stati tutti un grande punto di riferimento per la nostra comunità. I volontari hanno lavorato al fianco della comunità scientifica, al fianco della sanità, ma i risultati poi alla fine sono venuti e sono stati anche risultati molto importanti, per cui ora è il momento di incoraggiare un po' tutti e il concerto di Vo vuole essere un inno alla vita, l'abbiamo chiamato noi. Ospite d'onore della serata il professor Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di Microbiologia di Padova, papà dello studio di tutta la popolazione di Vo. E lei incrocerà questi dati